Su Partecipiamo Taranto 100% partecipiamo. Finalmente ci siamo, dopo anni di attesa il centro servizi per l'agricoltura, che nel 2016 figurava ancora tra le opere incompiute della regione Puglia con lavori bloccati dal 2011, torna a vivere con una nuova identità e una missione chiara: sostenere il progresso agricolo del territorio. Ed è così che oggi alle 17:30 sarà inaugurato Agrilog, la nuova struttura dedicata all'innovazione e ai servizi per l'agricoltura. L'evento si terrà presso l'edificio comunale situato sulla strada provinciale Grottaglie-Monteiasi, trasformato in un polo d'eccellenza grazie alla collaborazione tra enti pubblici e privati. Ed è per questo motivo che entro in collegamento con il sindaco di Grottaglie, Ciro Dalò. Buongiorno sindaco, ben trovato. Buongiorno a voi, un caro saluto. Bene, questo è un momento importantissimo perché finalmente ci siamo, Agrilog, il centro servizi per l'agricoltura, parte. Sì, è una struttura che avevamo ereditato in uno stato di abbandono e abbiamo in realtà poi completato i lavori riportandola ad una bellezza inaudita, perché lì è stato fatto tutto nuovo, con servizi tecnologici. E poi abbiamo avviato un'interlocuzione con l'ITS Academy Mobilità, che ha preso in gestione la struttura e che garantirà una serie di corsi di formazione a vocazione prevalentemente agricola, ma ovviamente garantirà tutta una serie di workshop e corsi gratuiti per gli agricoltori. E questo è importante. In più abbiamo stretto un accordo con il GAL, gruppo d'azione locale, che si insedierà al secondo piano di questa struttura, che metterà in campo tutte le politiche del caso. Quindi stiamo rafforzando una strategia di sviluppo per l'agricoltura e a favore dei nostri agricoltori, che ricordo essere uno dei settori trainanti del nostro comune, ma ovviamente i maggiori produttori di tavola di Puglia, e questo merita un'attenzione e meritava sicuramente un luogo dove i nostri agricoltori possono e potranno sicuramente incontrarsi, confrontarsi e fare strategie comuni, e spero anche una grande aggregazione, perché uno dei primi workshop che vorrò realizzare è proprio quello sull'aggregazione delle imprese. Che è importantissimo, è importante, una struttura proprio dedicata all'innovazione e ai servizi per l'agricoltura, quindi ci aspettiamo che grandi cose da questo nuovo contenitore, da questo nuovo logo importante, sindaco, è così? Sì, assolutamente. Noi abbiamo da sempre sperato nella realizzazione di questa infrastruttura, ma al di là dell'immobile in sé, la cosa importante era metterci dei contenuti, dei contenitori. Abbiamo delle sale conferenze, ci sono delle sale informatiche e ci sono soprattutto tanti servizi che potranno essere offerti. Questa è la cosa significativa, e sarà il luogo dove si potrà poi tracciare appunto la strategia futura. Questo è il luogo veramente in cui esploderanno le idee e i nostri agricoltori si potranno sentire a casa. Ovviamente c'è ITS Academy Mobilità, che ha una grande esperienza, una grande capacità di coinvolgere, di formare, e su questo noi ci puntiamo tanto è vero che ne facciamo parte in quanto soci fondatori, e abbiamo utilizzato questo abbraccio fraterno dell'ITS per potenziare il nostro territorio. Benissimo, io la ringrazio sindaco e auguro a lei